Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apriamo con una notizia di cronaca di pochi minuti fa. Una sparatoria è avvenuta questa mattina a Colloredo di Monte Albano. Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita, accompagnata in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Sul posto i carabinieri e anche il sindaco di Colloredo di Monte Albano, Luca Ovan, con il quale ci colleghiamo al telefono. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, è stata una cosa molto particolare, sono sul posto, per il momento non posso ancora entrare perché c'è sia i carabinieri ma soprattutto quelli che devono capire cosa è successo. In pratica il Minisini Enzo è per terra, è morto. Non si riesce a capire, c'è una pistola presente, non si riesce a capire chi ha iniziato a sparare, cosa è successo. La cosa è veramente drammatica, soprattutto in una piccola realtà come la nostra. Sono parole che non riesco neanche a pronunciarle perché io lo conoscevo molto bene e sembra veramente una cosa bruttissima in una piccola realtà come Caporiaco frazione del comune di Colloredo. È venuto in mattinata attorno alle 9:30, 10, però lei ha raggiunto poco fa la frazione di Colloredo, immagino. Certo, perché io in poche parole oggi ero in municipio per fare le mie cose di sindaco, mi hanno chiamato, ma non mi hanno chiamato direttamente le forze pubbliche, mi hanno chiamato il passaparola della gente ed è stata una cosa drammatica. Io in questo momento, per rispetto, come giusto, per la privacy e tutto, lo vedo per terra, vedo la macchina, vedo tutti i funzionari, i carabinieri e tutto che stanno facendo. Non voglio fare foto assolutamente per rispetto, però è una brutta cosa, credetemi, una cosa che non avrei mai creduto e mi dispiace molto essere presente, non per la mia presenza che sono un po' dappertutto, ma per questa situazione qua. Sindaco, noi la ringraziamo per essere stato così disponibile, veloce a collegarci con noi. Tra poco arriverà anche il nostro collega e daremo ulteriori aggiornamenti nel corso anche di A Voi la Linea. Grazie Sindaco e buona giornata. Grazie a voi anche per la gentilezza, ma sono cose veramente brutte, bisogna provarle in prima persona. Grazie a voi. Grazie al sindaco Luca Ovan di Colloredo del Monte Albano. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Chiedeva soldi promettendo enormi guadagni, fantomatici investimenti, ma del denaro non c'erano più tracce. Così è finito in carcere un 31enne di Prata di Pordenone che aveva spillato, anche con le minacce, 30.000 euro a 3 cittadini del Friuli Occidentale. Una serie di truffe da oltre 30.000 euro nei confronti di 3 cittadini della Testra Tagliamento è costata a un 31enne di Prata di Pordenone una condanna a 7 anni di reclusione, una multa da 2.900 euro e un'ammenda da 2.000. Il truffatore è stato arrestato su disposizione della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, poiché è stato riconosciuto colpevole di truffe messe in atto nel Friuli Occidentale tra il 2009 e il 2010. L'uomo di fatto chiedeva soldi alle vittime promettendo sicuri investimenti in grado di generare enormi guadagni. I truffati però non solo non vedevano alcun profitto, ma la richiesta di avere i soldi indietro, il 31enne inventava scuse ed iniziava a perseguitare le vittime con telefonate e messaggi, estorcendo loro enormi somme di denaro con la minaccia che se non avessero consegnato i soldi e lo avessero denunciato sarebbero state uccise dai componenti di una presunta organizzazione di cui lui stesso fingeva di essere vittima. Stanchi delle pressioni subite e spaventati dalle minacce, dopo mesi le vittime si sono decise a fare denuncia. Le indagini successive hanno portato all'arresto. Oltre alle truffe, l'uomo dovrà scontare anche una condanna per guida in stato d'ebbrezza commessa nel 2017. Il 31enne, rintracciato nella sua abitazione di Prata dagli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone, al termine delle formalità di rito è stato portato nel carcere di Udine. Sono più di 30 gli avvocati di Udine che hanno dato vita in pochi giorni al Contact Point per l'Ucraina, che offrirà un servizio di supporto ai cittadini ucraini che intendono rifugiarsi in provincia. I problemi da affrontare sono molteplici, spiega il presidente degli avvocati di Udine Massimo Zanetti, e spazieranno dal riconoscimento dello stato di rifugiato all'assegnazione di alloggio, al sostegno alimentare, alla cura sanitaria, al ricongiungimento familiare e molto altro, con particolare riferimento alle necessità dei minori. Gli avvocati che hanno aderito all'iniziativa sono competenti nella disciplina dell'immigrazione, nel diritto degli stranieri minori, ma soprattutto si attiveranno con i servizi assistenziali territoriali.
Il Consiglio di amministrazione di Crédit Agricole Friuladria ha approvato il bilancio 2021, chiuso con un utile di 58 milioni di euro, a pesare positivamente anche l'OPA, promossa con successo da Crédit Agricole Italia. Il bilancio sarà sottoposto all'Assemblea degli azionisti il 20 aprile a Pordenone. Un utile di 58 milioni di euro in crescita del 12% e il segno più su raccolta diretta e indiretta e impieghi, con nuove erogazioni per oltre 1 miliardo di euro e 4.400 mutui alle famiglie. Sono questi i numeri principali del bilancio 2021 di Crédit Agricole Friuladria, presentato dalla Presidente Chiara Mio e dal Direttore Generale Carlo Piana e approvato dal CDA. Una performance legata anche al rafforzamento delle sinergie di Crédit Agricole Italia, che nel 2021 ha promosso con successo un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulle azioni detenute dai soci del territorio, con un investimento complessivo di 166 milioni di euro. Per quanto riguarda la gestione, al 31 dicembre 2021 si registrano ricavi per oltre 300 milioni, la raccolta diretta pari a 9,4 miliardi di euro e quella indiretta ha toccato i 9 miliardi. La banca inoltre lo scorso anno ha acquisito 24.000 nuovi clienti, più 11%. Il progetto di bilancio sarà ora sottoposto all'Assemblea degli azionisti che si riunirà il 20 aprile a Pordenone. Il confronto con le imprese è fondamentale e da esso è emerso che i temi focali sono l'energia, il costo delle materie prime e la necessità di rivedere gli investimenti per sostenere le aziende garantendo loro l'accesso al credito. A dirlo l'assessore alle finanze Barbara Zilli nel corso di una riunione tenuta ieri con le imprese della Regione. Il lavoro svolto dalla Regione con i tavoli di partenariato è stato accurato ed ora è pronta ad adottare la bozza di programma che sarà trasmessa alla Commissione europea, ma in questo contesto è fondamentale il confronto costante con il territorio. A dirlo l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli durante la riunione con i rappresentanti delle categorie economiche del Friuli Venezia Giulia. Necessità di adeguare il piano nazionale alle modifiche continue alle quali siamo sottoposti in questo momento di grave incertezza e quindi è stata l'occasione per un confronto sui temi focali che sono energia, costo delle materie prime e ovviamente anche sulla necessità di rivedere gli investimenti. Al centro dell'attenzione, oltre al sistema degli enti locali sul quale ci siamo confrontati in tante occasioni, c'è anche il tema delle imprese. Garantire loro la liquidità e l'accesso al credito in un momento come questo significa garantire la sopravvivenza del sistema produttivo. Seguiranno sicuramente altri momenti di approfondimento e di interlocuzione in quest'ottica partecipativa che abbiamo voluto instaurare con la cabina di regia. La Regione destina 38 milioni di euro alla sanità nell'ambito territoriale della Carnia e ieri sono state illustrate le linee di intervento e gli investimenti previsti per l'area. Le risorse dedicate alla sanità nell'ambito territoriale della Carnia, stanziate con i fondi del PNRR statali e per la maggior parte con fondi regionali, raggiungono quota 38 milioni di euro. Interventi dedicati all'area d'emergenza, all'adeguamento della parte distrettuale, sulla struttura ospedaliera Tolmezzina, oltre che per la realizzazione delle case della comunità Hub e Spoke della centrale operativa territoriale dell'ospedale di comunità. La risposta che si aggiunge sono fondi della precedente legislatura per 16 milioni e mezzo. L'altro 21,5 è di questa legislatura, quindi a credere che anche tutte le cose che sentiamo sul disimpegno della Regione per l'ospedale di Tolmezzo e la sanità territoriale della Carnia sono filastrocche da osteria, con tutto il rispetto per l'osteria che è una cosa importante. Quindi noi continuiamo a investire e abbiamo voluto raccontare nei particolari ai sindaci quello che è l'investimento e la programmazione che stiamo facendo. Continuano gli avvistamenti dei lupi in Friuli Venezia Giulia, più precisamente in Carnia. Ieri verso le 13 2 esemplari sono stati immortalati lungo la strada che porta ad Andrazza, piccola frazione di Forni di Sopra. La presenza del lupo nelle Dolomiti friulane è nota da diversi anni. Il suo ritorno in questi luoghi è un fatto del tutto spontaneo e naturale dovuto alla grande capacità di adattamento ed espansione della specie. Secondo una prima stima, ad oggi i lupi presenti in Carnia dovrebbero essere circa una quindicina. Il loro lungo girovagare e la loro tendenza ad avvicinarsi agli ambienti urbanizzati hanno però aumentato i possibili investimenti, l'ultimo dei quali è avvenuto il 9 marzo scorso a Sauris.
È stato presentato questa mattina al Cinema Visionario di Udine il nuovo bando Restauro 2022 creato dalla Fondazione Friuli per la valorizzazione del patrimonio culturale. 600.000 gli euro a disposizione grazie alla collaborazione con Intesa San Paolo e la Soprintendenza. Il bando è rivolto a istituzioni ed enti pubblici, enti religiosi, fondazioni e associazioni Onlus. La Fondazione, ha spiegato il Presidente Giuseppe Morandini, ha creato una banca dati di tutti gli interventi realizzati nel corso degli anni, creando anche un archivio del patrimonio salvato grazie a questo bando. Al bando si potrà partecipare fino al 2 maggio con la conclusione dei lavori fissata a 18 mesi dall'apertura del cantiere. Udine celebrerà la giornata mondiale della poesia con un omaggio a Pierluigi Capello nell'area verde a lui dedicata in cui saranno lette le sue composizioni letterarie. In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, che si celebrerà il prossimo 21 marzo, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Udine organizzerà un incontro in ricordo del poeta Pierluigi Cappello nell'area verde di Via Magrini, all'incrocio fra Via Muratti e Via Viola, a lui dedicata. Ci ritroveremo lì nel suo nome con i lettori volontari della Biblioteca Civica di Udine che presenteranno appunto delle poesie sia in italiano che in friulano. Ci saranno amici, conoscenti e cercheremo di trascorrere insieme un po' di momenti di riflessione nel ricordo e nell'insegnamento di Pierluigi Cappello che io credo siano quanto mai importanti ed attuali in questo momento che ci vede particolarmente, come dire, preoccupati del nostro presente e del nostro prossimo futuro per tutto quello che sta succedendo in Ucraina. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.